Fino al 25 novembre l'azienda USL 9 di Treviso annuncia che effettuerà la prima fase delle vaccinazioni antinfluenzali. 60.000 le dosi acquistate complessivamente per una campagna di profilassi preventiva gratuita che interessa in particolare le persone a partire dai 65 anni, le donne in gravidanza e i malati cronici. Potranno usufruire del servizio anche i familiari delle persone gravemente ammalate. La vaccinazione viene ovviamente consigliata pure al personale sanitario o ai servizi essenziali, quali scuola, pubblica amministrazione e forze dell'ordine. Il termine del 25 novembre riguarda infine soggetti affetti da patologie a rischio di complicanze da influenze, da malattie croniche dell'apparato respiratorio, tumori, patologie cardiocircolatorie, diabete ed epatopatie. Gli ambulatori dell'azienda USL 9 trevigiana vaccinano infine bambini ed adolescenti a rischio, mentre secondo un calendario consultabile anche nel sito www.ulss.tv.it si svolgeranno apposite sedute per le altre categorie che da un punto di vista sanitario è opportuno si sottopongano alla vaccinazione, come donne al secondo o terzo trimestre di gravidanza o individui ricoverati in strutture per lungodegenti e tutte le altre citate tipologie di soggetti esposti al rischio di contrazione infettiva.